Quinta corsa, un confronto per anziani di categoria G. Sono rimasti in 11 al via. Corsa privata del favorito Elert che è stato ritirato, 1 Elertzop, 2 Ergolest, 3 Cylinder Ronco, 4 Earthquake, 5 Croupier, 6 Zero Gravity, 7 Calas Griff, 8 Egberto Mail, 10 Zilla Jet, 11 Bella Maysan, 12 Estense Nib. Sono partiti con veloce dal largo Zero Gravity che prova a prendere la testa, scavalcando gli avversari all'interno. Si oppone per il momento Céline del Ronco, in corda Elertz Hope che rimane seconda avanti a Callas Griff. Zero Gravity che si deve adeguare all'esterno dopo 200 metri passati in 14,9. Prova a insistere Zero Gravity che ora va con più decisione all'esterno di Céline del Ronco. Sopravanza l'avversaria, tende a passare dopo 400 metri passati in 29,6. Zero Gravity al comando, seconda posizione per Céline del Ronco, la terza per Elertzop, all'esterno Croupier con in scia Bella Maysan, quarta in corda Callas Griff che precede Ergolest, poi ancora Zilat Jet, 45,1 per i primi 600 metri di corsa, svelti per la categoria. Zero Gravity è in vantaggio, ha spostato all'esterno ora Elertzop che anticipa le mosse di Croupier che segue in seconda pariglia avanti a Bella Maysan. Il giro passato Numero in 1 minuto e 7 decimi. Estense Nib squalificato. Elertzop prova a mettere pressione a Zero Gravity che ha dovuto spendere per passare al comando. Seconda in corda sempre Céline del Ronco avanti a Callas Griff, in pariglia c'è Croupier, il chilometro passato in 1:16,7 con un paletto in 16 che è quello più lento della corsa, e ora Elertzop mette sotto pressione Zero Gravity che prova una strenua difesa, ma Elertzop ha risparmiato nella fase iniziale e ora passa a 400 dalla conclusione. Elertzop in fuga da Zero Gravity, poi Céline del Ronco, Croupier che è rimasto lì appeso al largo, quindi Bella Maysan non sa dove andare, Callas Griff che è murata a 200 dalla conclusione. Intanto Elertzop ha preso gran vantaggio ai rivali e nel finale viene a fare dispersione Elertzop che largheggia, vince come vuole. Al secondo posto finisce Zero Gravity, al terzo finisce ancora Céline del Ronco. 29,3 ad arrivare, 1:15,1 ragguaglio cronometrico per il successo di Elertzop. Carmine Piscuoglio per il training di Francesco Alessandrini, colori di Aldo Rondena. Vittoria per la figlia di Pascia Lest, guidata al meglio da Carmine Piscuoglio che esce dopo 700 metri dallo steccato. Viene a largheggiare nei confronti di Zero Gravity che è secondo, al terzo Céline del Ronco. Questi primi tre a tagliare il traguardo in numeri: l'1 di Elertzop, il 6 di Zero Gravity e il 3 di Céline del Ronco.